Grazie Presidente. Il tema di questa mozione è tanto importante quanto delicato ed ha per oggetto la prosecuzione dell'attività siderurgica della Ferriera di Servola a mezzo degli attuali impianti. Riguarda quindi in primis la tutela della salute dei cittadini residenti a Trieste e dei lavoratori dello stabilimento, ma tocca anche il tema delle bonifiche, della riconversione industriale dell'area, da tutti auspicata, oltre che quella dei posti di lavoro, che questo vetusto impianto può continuare a garantire anche se in modo provvisorio. Pur non condividendo nel merito il percorso e la soluzione proposta dal consulente del Comune di Trieste e attuale amministratore unico della società siderurgica triestina SRL, che avrebbe dovuto avere come obiettivo prioritario una vera riconversione dell'area industriale di Servola e non la prosecuzione dell'attività siderurgica in un territorio fortemente antropizzato, quindi in centro città, lo sottolineo, in modo propositivo e collaborativo sottoponiamo all'attenzione di quest'Aula, della Giunta e della Presidente una mozione che, oltre a sottolineare la gravità della situazione, propone alcuni obiettivi prioritari che a nostro avviso devono essere perseguiti rispetto alla soluzione del problema Ferriera. Davanti a una questione Grazie Presidente. Davanti a una questione così vitale non si possono accettare strumentalizzazioni di parte ed è per questo che in modo responsabile abbiamo cercato di condividere la presente mozione con tutti i consiglieri, sia di opposizione che di maggioranza, e anche con la Presidente, aprendo ad un'eventuale modifica del testo che però non finisse per snaturare il senso della versione originale. Per chi non lo sapesse, lo stabilimento della Ferriera nasce nel 1896 con il compito di fornire ghisa e ferroleghe ad altri impianti dell'impero austro-ungarico. Dal luglio del 2002, dopo la chiusura dell'acciaieria, la Ferriera produce solamente ghisa liquida e solida in panni, coke metallurgico, sottoprodotti da ciclo integrato, loppa, catrame e gas siderurgico da alto forno e cokeria che cede alla centrale elettrica di cogenerazione Elettra SPA adiacente allo stabilimento. In questi anni, a ripetuti annunci di chiusura dello stabilimento, hanno fatto seguito una manutenzione quasi inesistente dell'impianto, con un conseguente costante peggioramento delle emissioni e della situazione per la salute umana e per l'ambiente. Da 6 anni, come evidenziato dalla relazione prodotta dall'ARPA, anche sulla qualità dell'aria nella città di Trieste, la concentrazione giornaliera di benzapirene rilevata presso la centralina di San Lorenzo in Selva denota valori superiori a quelli obiettivi su base annua, indicanti dalla vigente normativa, 1 nanogrammo metro cubo, con valori picchi rilevati insensibili e graduale aumento nel periodo aprile-giugno, e potremmo dire anche agosto 2013. Ricordo che il limite è 1 nanogrammo, si arriva fino a 10, quasi 15 nanogrammi. Nell'ambito adiacente allo stabilimento siamo quindi in presenza di condizioni di pesante inquinamento e di sovraesposizione cumulativa, concentrazioni peggiori rispetto a quelli dello stabilimento dell'Ilva di Taranto. Ulteriore e maggiore precise conferme sono contenute nel documento ARPA 29 agosto 2013, monitoraggio ambientale nel comprensorio abitativo di Servola, dal 1 febbraio 2013 al 30 giugno 2013. Per quanto riguarda il PM10 si afferma testualmente: i risultati dei rilievi della concentrazione media di PM10 è in aumento e in numero superiore del limite di legge. Evidenziano in corrispondenza di detta postazione un aumento delle criticità ambientali rispetto a quanto riscontrato per tale parametro nel semestre agosto 2012-2013, con riferimento sia al valore di concentrazione media
41 nanogrammi metro cubo, sia ai superamenti dei limiti di legge registrati nel periodo fino a giugno. Ricordo che negli anni 2010-2011 i superamenti nell'area dei limiti di legge di PM10 sono stati rispettivamente 58, 90, 111 contro i 35 concessi annualmente. Evito di citare, ma c'è anche una situazione del benzene, una situazione non considerata per quanto riguarda anche le diossine. Ricordo che abbiamo da poco approvato la legge comunitaria 2012. Vorrei ricordare che tra le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, la procedura 2194 del 2008 riguarda proprio la qualità dell'aria e coinvolge almeno 2 agglomerati della regione, nella zona di Pordenone e Trieste. Vorrei sottolineare inoltre che la stazione di misura di via San Lorenzo in Selva è posizionata a distanza maggiore dalle sorgenti di emissione diffusa di inquinanti aromatici cancerogeni dello stabilimento. Di conseguenza è esposta a un grado minore di inquinamento dell'aria rispetto alle case abitate vicino alla cokeria, 161 metri. La polvere di carbone utilizzata per il funzionamento della stessa ferriera, ma io direi anche le scorie, quali la loppa, vengono inoltre sistemate all'esterno senza copertura. La polvere, pertanto, viene regolarmente dispersa nell'aria a seguito di particolari situazioni climatiche, come ad esempio la presenza di libeccio, e questo porta ad inquinare e imbrattare le zone attinenti allo stabilimento. Ancora, la rilevazione deposimetrica prevista dalla vigente AIA ha evidenziato la presenza di deposizioni di idrocarburi policiclici aromatici, metalli e altri inquinanti al suolo, che interessano verosimilmente anche lo specchio d'acqua marino prossimo all'impianto e che tale inquinamento compromette la salubrità degli ambienti, riducendo progressivamente la qualità degli stessi. Ricordo che parliamo di agenti del gruppo 1, sicuramente cancerogeni per l'uomo. Agenti che provocano pesanti costi in termini di vite umane, di sofferenza, ma anche di spese che vanno a gravare sul sistema sanitario regionale. Con una lettera del 21 settembre 2011, indirizzata alla Regione FVG, Direzione Centrale Ambiente, l'azienda per i servizi sanitari numero 1 ha anche ribadito il rischio per la salute umana e l'ambiente, associato alla contaminazione atmosferica rilevata in prossimità dello stabilimento siderurgico. Rischio da prendere in grande considerazione anche in virtù del fatto che la Commissione europea ha dichiarato l'anno 2013 anno dell'aria. Recentemente, il 17 ottobre scorso, lo IARC ha infine classificato in classe 1 anche il particolato PM10, PM2,5, riconoscendolo cancerogeno accertato per gli uomini. Questa mozione vuole anche far luce sulle misure economiche legate allo stabilimento siderurgico triestino. Con alcuni recenti provvedimenti sono stati stanziati rispettivamente 4,3 e 10 milioni di euro per le crisi industriali complesse. La Giunta ha dichiarato anche di voler impiegare tali somme proprio per la ferriera di Selva. Dalla dichiarazione della Presidente Serracchiani, a giorni dovrebbe essere siglato l'accordo di programma, che porterà al concretizzarsi in alcuni mesi dell'intervento di Arvedi nella gestione della ferriera di Servola, che presuppone la continuazione dell'attività produttiva dello stabilimento. Questo mentre viene richiesta da parte della Lucchini una proroga di 90 giorni al termine per presentare i documenti tecnici per l'istanza di rinnovo AIA, che scaderà il 20 febbraio del 2014. Tutti gli studi, i dati e gli atti citati in questa mozione sono a conoscenza degli organi della Regione, dell'ARPA, dell'apparato tecnico di presidio territoriale ambientale e sanitario della Regione FVG. Dal nostro punto di vista non possiamo più limitarci a misurare solamente. Dobbiamo intervenire urgentemente con provvedimenti immediati a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. Se riteniamo di continuare le produzioni, vanno chieste e fornite precise garanzie.
Alla luce di tutte queste considerazioni, con questa mozione vogliamo impegnare la Giunta regionale a prendere provvedimenti urgenti per tutelare la popolazione e gli ecosistemi, contenendo le sorgenti attive di inquinamento e rimuovendo immediatamente le cause che continuano a minacciare la salute umana e l'ambiente, con particolare attenzione alla popolazione residente in stretta prossimità dello stabilimento siderurgico e dei suoi lavoratori. Riteniamo doveroso inoltre che chi subisce sulla propria pelle gli effetti molesti e nefasti dell'attività siderurgica della Ferriera non possa venire escluso da decisioni inerenti al proprio futuro. Richiediamo quindi che, insieme ai portatori di interesse, ai sindacati e ai cittadini, siano appunto coinvolti anche i cittadini e le associazioni per essere informati prontamente e per poter partecipare nelle decisioni che riguardano la Ferriera di Servola. Infine chiediamo che ogni cittadino possa avere contezza di come verranno utilizzati questi fondi pubblici, augurandoci che non siano impiegati per perpetuare il proseguimento di dette attività palesemente nocive per la salute pubblica e l'ambiente, bensì per una reale riconversione produttiva. Quindi impegniamo la Giunta a porre in essere tutte le azioni volte a rendere trasparente l'utilizzo dei fondi destinati alle crisi industriali complesse. Grazie. Grazie. Sì, solo per evidenziare una semplice cosa. Questo è un piccolo passo che va però nella giusta direzione. Se, come dice Travanut, può succedere che non tutti i bisogni riescono a essere soddisfatti, beh, noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo nessun dubbio. Al primo posto c'è la salute. Anche perché, come aveva scritto con un SMS quando c'era il sindaco a Tele4, una persona di Servola ha detto: quando sarete morti cosa vi servirà il lavoro? Può sembrare populismo, ma io purtroppo ho conosciuto persone che hanno familiari che sono morti a causa di queste cose. Per cui io vorrei ribadire il fatto che pur essendo contrari nel merito sul percorso e sulla soluzione proposta dal consulente del Comune di Trieste, perché auspichiamo, come anche SEL, una vera riconversione industriale dell'area, abbiamo ritenuto di chiedere a questa Giunta un preciso impegno, quindi non solo parole, non solo promesse che in questi anni abbiamo visto non sono state mantenute, ma un preciso impegno che vada nella direzione di portare in tutti i tavoli dove si discuterà di attività produttive, di posti di lavoro, anche il problema centrale della salute. E quindi di fare tutte quelle azioni volte a ridurre l'inquinamento in questa zona così martoriata di Trieste. Quindi non ripeterò tutti gli altri punti della situazione, vorrei solo appunto augurarmi che auspicare che i soldi che verranno utilizzati per la Ferriera di Trieste siano veramente utilizzati per una vera riconversione industriale dell'area. Grazie. Grazie. Poniamo quindi in votazione l'emendamento numero 1 sostitutivo del dispositivo finale della mozione. È aperta la votazione. Bene, chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Mettiamo quindi in votazione la mozione. Non risulta? Consigliere Di Piazza, lo annotiamo favorevole. Mettiamo in votazione quindi la mozione 3 così come emendata. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Passiamo quindi al punto